Mister Claudio De Martini, tecnico del Giorgione, campione regionale Juniores Elite, al termine di una finale molto strana, mister, insomma quasi paradossale l'andamento, siete andati in vantaggio, poi lì avete un po' smesso di giocare. Dopo il pareggio dell'Ambrosiana, in 10 uomini avete fatto, insomma, dal nostro punto di vista, lo sforzo maggiore, avete trovato il vantaggio, poi legittimato anche sbagliando insomma, qualche occasione per il 3-1. Intanto complimenti mister e poi insomma un po' il racconto di questa partita da parte sua. La sua disamina è perfetta, direi. Abbiamo giocato i primi 15 minuti giocando a calcio, poi abbiamo smesso di giocare, ci siamo fatti male da soli secondo me e loro ci hanno creduto, chiaramente essendo sotto dovevano cercare di rimontare, hanno messo densità, aggressività ma anche gioco. Probabilmente un pareggio era il risultato più giusto, questo è il mio pensiero, però probabilmente anche nel calcio, sai, anch'io in qualche frangente ho perso delle partite in maniera rocambolesca. Oggi l'abbiamo vinta noi, probabilmente con il cuore, buttando il cuore oltre l'ostacolo e cercando di essere il più compatti possibili, anche pur rimanendo in 10 in quel frangente del secondo tempo. Però ripeto, grande merito agli avversari perché hanno fatto una buona partita, però questo titolo è tutto per la società Giorgione che sta facendo grandi sforzi nel settore giovanile e vogliamo portare più giovani in prima squadra e questo deve essere il nostro obiettivo in futuro. Tutto qui. Vittorio Tommasi al termine della finale Juniores Elite, vinta 2-1 contro l'Ambrosiana. Vittorio, in 10 contro 11 avete tirato fuori un gran carattere, gol direi meritato e vittoria anche nel complesso meritata proprio per questa azione fatta in 10. Sì, no, sappiamo che abbiamo giocato bene i primi 18 minuti, poi è stato un calo, loro hanno preso forza, preso sempre più coraggio venendo avanti, poi con l'espulsione si è tutto complicato, abbiamo dovuto giocare con palle lunghe sugli attaccanti che avevamo davanti e alla fine siamo riusciti a trovare gol con un calcio d'angolo. Ma in 10 contro 11 cosa vi siete detti? Perché insomma avete fatto un cambio in positivo. Non importava niente, dovevamo solo andare avanti e far finta di niente, giocare come abbiamo iniziato la partita e basta. Andrea Danese, tecnico dell'Ambrosiana al termine della gara della finale Juniores Elite regionale, persa 2-1. Mister, ne discutevamo con il tecnico avversario, è stata una partita un po' strana. Avete subito il gol e da lì vi siete svegliati, avete cominciato a giocare. Poi quando il Giorgione è rimasto in 10 paradossalmente vi ha messo più in difficoltà. Dal suo punto di vista insomma come è stata questa finale, insomma se il risultato è giusto? Allora, di solito le finali non sono partite bellissime e il campo non ha certo un po' aiutato i miei che sono secondo me più tecnici della squadra del Giorgione. Devo dire onestamente che ho visto una squadra tentare di giocare a calcio e una squadra giocare di rimessa, hanno trovato il primo gol su un'autorete nostra. Il primo tempo credo che abbiano superato il centrocampo 3 volte, poi il secondo tempo abbiamo rischiato qualcosina con loro, uno in meno, ma a quel punto bisognava un po' rischiare qualcosa restando a 3 dietro e il gol è uscito su calcio d'angolo, quindi alla fine con 2 calci d'angolo hanno portato a casa la coppa, quindi bravi loro e meno bravi noi, anche se i miei non hanno niente da riproverare.